In questa puntata di Trieste d'Arte ci occupiamo della mostra Alabarda Spaziali 60 anni di Festival di Fantascienza a Trieste, che è possibile visitare al bastione fiorito del Castello di San Giusto fino al 4 di febbraio. La mostra porta la firma, diciamo così, della Cappella Underground. Con noi c'è uno dei curatori, Francesco Cappellotto, al quale intanto diciamo subito complimenti per come la mostra è stata allestita, perché è veramente una mostra molto ricca e molto ordinata, divisa in pillola blu e pillola rossa. Noi saremmo nella pillola rossa. In questo momento sulla pillola rossa, esattamente come Film Matrix abbiamo scelto la parte festival in questo momento. Come l'avete strutturata allora? Allora, sostanzialmente abbiamo voluto celebrare i 60 anni dal primo festival della fantascienza qui a San Giusto, al Castello di San Giusto a Trieste. Praticamente abbiamo aperto i nostri archivi che abbiamo ereditato dall'Agenzia di Pubblico Soggiorno e Turismo di Trieste, che organizzava questo festival per 20 edizioni dal 63 all'82, e abbiamo trovato una marea di fotografie, di fotobuste che sono sostanzialmente fotogrammi dei film che le produzioni inviavano ai vari festival, che dovevano selezionare i film appunto per essere scelti. Abbiamo così fatto una cernita di 20 film che ci sono parsi anche sostanzialmente dalle foto più belle, ma comunque anche i più rappresentativi di questi 20 anni di festival, per appunto festeggiare questo compleanno, e le abbiamo chiamate Alabarde Spaziali anche perché, essendo dentro questo castello, ci pareva anche che va da sé, ma anche un pochettino per omaggiare il nostro pubblico del Festival di Fantascienza, quello nuovo di cui la Cappella Underground appunto ha preso l'eredità, il Science Plus Fiction che si è appena concluso anche, e che appunto Alabarde Spaziali è uno dei due inni del nostro pubblico che va a contrapporsi a raggi fotonici. Qui possiamo fare una serie di domande molto precise, a partire da questa. Il Festival di Fantascienza per la città era un appuntamento, intanto un appuntamento estivo, si svolgeva grosso modo diciamo con le proiezioni all'aperto al Castello di San Giusto. Il mese di luglio di solito. Luglio, no? Certo. Ed era un appuntamento anche molto sentito dalla città, verrebbe da dire anche c'era un cotè mondano per certi aspetti non da poco. C'è testimonianza anche di questo, anche di questa parte del Assolutamente festival? Sì, perché appunto a corollario di queste alabarde spaziali, che sono il fulcro di questa parte di mostra, abbiamo fatto una grandiosa linea del tempo che potete vedere alle nostre spalle, divise per anni, e dove abbiamo chiaramente fatto un sunto di quello che succedeva tra gli ospiti della giuria, ospiti premiati, film vincitori, anche con tantissime foto prese dalla fototeca del comune, ma soprattutto anche donateci per l'occasione da Ugo Borsatti, che appunto è veramente la memoria storica fotografica di questa manifestazione, avendo una marea appunto di foto fatte qui a San Giusto, ma fatte anche nella città, dove c'erano tutti gli eventi collaterali, in quanto fantascienza filmica, ma anche fantascienza per quanto riguarda arte, poesie, ma soprattutto anche scienza. Avete ricostruito anche la genesi del festival, cioè a chi venne in mente di organizzarlo? Sì, sostanzialmente con questo anche ringrazio Paolo Lughi, in quanto nel suo articolo principale, che è apparso sul Piccolo anche qui per festeggiare questo festival degli anni 60, ci ha donato il suo articolo con il Piccolo, chiaramente, che apre la mostra e qui racconta di come fu questa genesi, che diciamo che proviene da una costola del Festival di Venezia, che hanno visto in Trieste una città di confine cioè nel senso uno spartiacque tra l'est e l'ovest, ma anche per quanto riguarda la parte scientifica della città, come anche adesso, e quindi ha voluto sviluppare qui questa
diciamo, parte di festival che guarda al futuro, come la città che guarda sempre al futuro. La Cappella Underground poi in qualche modo ereditò il festival e, come tu dicevi, con il Trieste Science Plus Trieste Science Plus Fiction Festival. Per voi è più facile perché lo pronunciate più spesso, diciamo, rivitalizzò l'appuntamento. C'è una ragione specifica per la quale ad un certo punto, per credo una quindicina d'anni, se non mi sbaglio, il festival poi non si tenne più? Scelte per quanto riguarda scelte culturali, cioè, io comunque appunto io sono a posteriore di questo festival, sono appunto nato il primo anno della chiusura di questo festival, quindi ho veramente studiato la materia e visto che non c'era stata una cosa particolare, sono state delle scelte, come succede a volte, abbiamo ibernato questo festival per vari anni e infatti Science Plus Fiction mi piace dire che è veramente la continuazione, non è che abbiamo riesumato, è proprio abbiamo risvegliato questo festival che continua appunto dagli anni 60. Allora, tornando nello specifico filmico, quali film arrivavano al festival? Di tutti i generi, di tutti i tipi, chiaramente sempre fantascientifici, ma veramente di qualsiasi cosa, di mostri, di alieni, di viaggi interspaziali, dall'est, dall'ovest, veramente di qualsiasi genere, sempre comunque contando che i film, ma quello che succede anche ora, diciamo i film colossal, quelli che hanno uscita regolare nelle sale sono quelli che meno vengono, magari solamente per una proiezione in anteprima così, mentre c'è proprio tutto il circuito di film di festival che non sono assolutamente di serie B, ma anche qui per qualche caso non si sono ritrovati con uscite ufficiali a essere scelti, a essere selezionati e molte volte viene anche fuori qualcosa, cioè delle vere perle, anzi la maggior parte delle volte. Io ricordo poi che tra i film premiati, per esempio, anche a, come dire, testimoniare l'abilità, mettiamola così, di certi confini ci fu La morte in diretta di Tavernier, che ha vinto nell'80. Ecco, quindi voglio dire, anticipo la domanda che avrei fatto dopo. C'è stato il festival e a maggior ragione ancora adesso il vostro festival, chiamiamolo così perché, ripeto, non riesco a pronunciarlo, testimonia anche di come il concetto di film di fantascienza sia cambiato in questi 60 anni, ma anche di come fondamentalmente sia proprio difficile, come dire, stabilire dei paletti su quello che è fantascienza e quello che non è fantascienza. Esattamente, diciamo che fantascienza è tutto quello che non è reale, nella più ampia delle classificazioni possibili. Abbiamo provato noi invece a dare una divisione di infragenere proprio nell'altra ala della mostra, nella pillola blu chiamiamola, dove abbiamo voluto fare un percorso della storia della fantascienza classificando in 10 differenti isole e 10 differenti, diciamo, più che generi tematiche, la tematica della fantascienza delle origini, della fantascienza con i mostri, con le astronavi, robot, apocalittica, e abbiamo appunto fatto questo corollario per quanto riguarda il genere di film che abbiamo appunto proiettato anche qui a San Giusto e mostrato nella prima sala anche per persone che non sono avvezze alla fantascienza. Mi viene in mente una domanda che non c'entra magari con il discorso che stiamo facendo, ma o che forse addirittura potrebbe chiuderlo. Oppenheimer avrebbe diritto di cittadinanza in un festival come questo? Direi di sì, direi di sì. Oppenheimer avrebbe diritto di cittadinanza in tutti i festival perché è uno dei più bei film che ultimamente siano usciti, ma questo è un altro discorso. 60 anni di festival di fantascienza significa che il festival nasce appunto nel 1963-64, insomma, e quindi anche da un punto di vista, come posso dire, anche politico, storico-politico, siamo in un periodo in cui fantascienza, forse in cui molto si parlava della Luna, corsa allo spazio, eccetera. Le prime edizioni risentono di questo o paradossalmente sono già oltre?
Diciamo che sono forse anche già oltre, in quanto diciamo che anche studiando questi titoli e questi film vedo sempre che i film di fantascienza rappresentano un pochettino i sogni futuri che abbiamo visto poi a posteriori che diventano realtà, quindi diciamo che erano già oltre secondo me. Prima di spostarci appunto nella pillola blu, ripercorriamo un pochettino i grandi nomi che vennero a Trieste o i grandi film che a Trieste vennero presentati, o le curiosità tra l'altro. Beh, diciamo che di grandi nomi ce n'erano molti sia per quanto riguarda il cinema che però anche, come dicevo prima, per quanto riguarda la scienza. Mi viene in mente subito, abbiamo qui dietro le spalle noi Margherita Hack, Arthur C. Clarke come nome anche a cavallo tra il 2001 Odissea nello spazio e la parte scientifica. Poi Roger Corman, anche questo alle mie spalle. Ce ne sono vari, ce ne sono veramente molti, diciamo. E tra i film, per esempio, arrivò, discutevamo prima dell'intervista, anche l'esordio di Lucas, quindi insomma ad andare a spulciare l'elenco, voglio dire, si trovano veramente delle chicche. Insomma. Esattamente, sì. Parlando di personalità, parlando di personaggi, eccetera, c'è una bacheca, tra l'altro, che presenta lettere, telegrammi, siglati da ospiti che magari sono venuti, come ripeto appunto Arthur C. Clarke, che ringrazia, che è stato bene qui a Trieste con questo festival, ma anche grossi nomi che non potendoci essere comunque hanno voluto esserci con i propri ringraziamenti, i propri auguri, e come Giuseppe Ungaretti, oppure come Ray Bradbury, oppure anche come Isaac Asimov, che per cause di forze maggiori non è potuto venire in quanto c'ha paura di volare, diciamo. Poi c'è anche Fritz Lang con una anche lunga Fritz lettera. Lang, esatto. Ed è bello, Ungaretti scrive: faccio i miei auguri ai poeti visivi. Ai poeti visivi. Lui si riferiva sia al festival, ai film e agli ospiti, che però anche in quell'anno che c'era appunto un evento collaterale che per quanto riguarda appunto la poesia visiva. Anna Crecchici è il conservatore del Castello di San Giusto, la mostra è co-organizzata dal Comune e in questa occasione poi riapre lo spazio del Bastione Fiorito, fra l'altro per celebrare anche una realtà come quella del Festival di Fantascienza che aveva in San Giusto la sua sede. Infatti noi siamo molto felici di riaprire questo spazio al pubblico, alla cittadinanza, queste meravigliose sale del Bastione Fiorito del Castello di San Giusto, proprio con una mostra coorganizzata con la Cappella Underground che celebra i 60 anni del Festival Internazionale del Film di Fantascienza, che aveva sede proprio al Castello di San Giusto. Si teneva infatti a luglio nel cortile delle milizie del castello e quindi è molto bello poterlo celebrare proprio qui al castello, nelle sale che per lungo tempo sono state chiuse al pubblico. E iniziamo appunto con questa mostra a partire con un programma espositivo che intende valorizzare il territorio anche attraverso la collaborazione con le realtà, le varie realtà culturali del territorio. Ecco, ricordiamo ancora, abbiamo già detto, ma giova sottolinearlo, che parte del materiale fotografico è stata anche attinta dall'archivio del Comune di Trieste. Sì, in particolare dalla meravigliosa fototeca dei civici musei di storia d'arte, che appunto è uno scrigno preziosissimo per la storia della città, dal quale naturalmente si è attinto in parte anche per questa mostra. Siamo nella sala principale del percorso Pillola Blu della mostra. Che cosa ci mostra questa parte della mostra? Questa parte della mostra ci mostra, allora, più che altro la parte più fantascientifica, ovvero abbiamo voluto creare questo corollario alla pillola rossa, esplicando anche per persone che non conoscono quasi per nulla la fantascienza, ma anche e forse soprattutto per persone che già la masticano, che cos'è bene o male la fantascienza. Dall'etimologia principale che si trova all'ingresso abbiamo poi snocciolato 10 grandi filoni, 10 grandi
tanti temi della fantascienza che nel corso degli anni sono stati appunto i capisaldi di questo genere. Cioè da come sono nati con i fratelli Méliès negli primissimi anni del Novecento a come sono trattati ora, per esempio appunto o la fantascienza delle origini, oppure la fantascienza con i mostri, dove potrebbe esserci tutti quanti il filone dei kaiju, dei mostri giapponesi, oppure anche diciamo le invasioni extraterrestri, ma così come anche temi anche di attualità con l'AI, con i robot e spero non sia troppo di attualità con la fine del mondo, l'Apocalisse. C'è anche un contributo che vi è arrivato da Electra Synchrotron? Assolutamente sì, questo a sottolineare, come dicevamo prima, che comunque il Festival di Fantascienza è festival sia cinematografico ma anche di tutto quello che è fantascienza, e mi piace sempre ricordare che la fantascienza senza la scienza non sarebbe altro che fantasy, quindi diciamo la fantascienza è più su cose che sull'universo del possibile, di quello che può accadere basandosi sulla fantascienza, e abbiamo quindi gli amici dell'Electra Synchrotron ci hanno dato per tutta quanta la durata della mostra una camera sperimentale con all'interno una proteina ricreata chiaramente con la stampante 3D, non poteva essere una vera proteina, a dimostrazione di quello che appunto succede, di quello che studiano su Electra Synchrotron. Qui c'è anche la zona dei memorabilia, no? Se vogliamo, che è anche sì, come dire, una componente importante. Importante per i grandi fandom appunto dei festival, comunque della fantascienza. Abbiamo diciamo da archivi privati del nostro direttore artistico Alan Jones, da archivi privati del nostro diciamo grande collega Luca Luisa, una quantità di diciamo anche giocattoli, perché comunque sono fondanti di questo filone cinematografico, di giocattoli, fumetti, pubblicazioni, statuette per quanto riguarda appunto tutta la fantascienza, da Metropolis, da Maria di Metropolis al mostro della Laguna Nera, abbiamo Guerre Stellari, quanto di più. E comunque abbiamo anche, forse anticipo, alle nostre spalle 3 costumi di scena originali prestatoci dalla One Costume, 2 del film di Mario Bava Terrore nello spazio e 1 del fantastico film di Elio Petri della 10ª vittima. E forse la 10ª vittima, adesso senza è il film che meglio di tutti sintetizza un pochettino, no? Le possibilità della fantascienza e anche l'evolversi stesso, se vogliamo, del genere, e ciò di cui discutevamo prima, questo fatto di non poter dare dei paletti, di non poter dare dei confini. Faccio un'ultima domanda. Tanto quanto tempo ci avete messo per preparare la mostra, allestirla? Ci abbiamo messo un bel annetto, perché abbiamo appena finito il Festival di Fantascienza di quest'anno. Io ricordo che ci siamo messi a aprire questi grandi archivi e a catalogarli proprio alla fine dello scorso festival. Ecco, che cosa, mettiamola così, che cosa personalmente hai allestendo la mostra, visionando il materiale, eccetera, che cosa hai scoperto del genere fantascienza, che magari prima ti era per tutta una serie di ragioni sfuggito o magari sul quale non ti eri concentrato? C'è qualcosa che vorrei sottolineare in questo senso? Assolutamente, diciamo, ho un attimino scoperto che pur essendo cinema del non reale, di fantascienza appunto, è comunque una fotografia di quello che l'uomo prova. Non magari nella realtà, ma di quello che l'uomo sogna, ma anche di quello di cui l'uomo ha paura. E comunque ho visto che diciamo, è anche una fotografia di quello che accade, perché appunto la fantascienza, comunque essendo fantascientifica non reale, si basa sul reale. Ho visto differenze degli stessi anni di film per quanto riguarda il blocco americano e il blocco russo. Per esempio gli americani che vedono l'invasore spaziale come un nemico da combattere, mentre la parte diciamo più ad est che vede una possibilità di costruire qualcosa e di trovare nuove popolazioni per una grande diciamo famiglia universale.